Ciao amici di Spac Sardinia. Benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a vedere e conoscere una delle più belle domus scoperte in Sardegna. È nota come S'Incantu, l'Incanto, ma il nome fu più azzeccato per una meraviglia risalente a 5000 anni fa, la più spettacolare delle 215 domus scolpite o dipinte, su 3500 totali, scoperte nell'isola. Al suo interno l'arte neolitica raggiunge l'apice grazie a complessità e armonia architettoniche, ricchezza e varietà di decori e colori, una ricercatezza legata al riguardo dei popoli prenuragici per i defunti. S'Incantu, portata alla luce nel 1989, è databile tra Neolitico recente ed Eneolitico, 3200-2600 a.C., e fu riusata fino a epoca romana. È la tomba del sepolcro scavato ad anfiteatro in un affioramento di tufo rosa lungo il pendio del Siseri, a quota 850 metri. A poche decine di metri scorgerai le tombe 2 e 3, degradate e allagate per il parziale crollo dei soffitti. Nella Badde dei Anas, Valle delle Fate, sul versante opposto del monte, a 700 metri dalle altre tre, sorge il quarto ipogeo, anch'esso danneggiato. La tomba dell'architettura dipinta, unica visitabile, racchiude articolati e raffinati particolari scultorei a bassorilievo e a tutto tondo. La pittura chiaroscura arricchisce ulteriormente il monumento, paragonabile per grandiosità alle tombe a camera etrusche, più recenti di 2 millenni. La sua pianta è a T, costituita da vani in successione con pavimenti sfalsati, un lungo dromos, corridoio, terminante in un atrio decorato, una piccola anticella quadrangolare, con lato di 2 metri, un'ampia cella centrale e, ai suoi lati, 2 cellette funerarie. Sulle pareti laterali dell'anticella noterai scolpite e dipinte di rosso 2 false porte, simbolo del passaggio delle anime dal mondo terreno all'aldilà. Parzialmente crollato, il soffitto scolpito simula un tetto a doppio spiovente. Opposto all'ingresso, incorniciato da lesene a mo' di colonne, incontrerai l'accesso alla sala centrale, rettangolare, di 6 metri per 3. Il suo soffitto, alto più di 2 metri, rasenta la perfezione. È riprodotta, scolpita a rilievo, la struttura lignea di un tetto a doppio spiovente. La trave centrale e i 7 travetti trasversali per lato sono dipinti di nero, travi laterali e spazi tra i travetti di rosso ocra, in ritmica alternanza di tonalità. Gli stipiti terminano con basi a listello distinte dal pavimento, fatto inedito nell'arte funeraria coeva. Il soffitto sembra sostenuto da 2 colonne quadrate, realizzate asportando materiali dalla roccia e scolpite a rilievo con protomi taurine stilizzate. Al centro del pavimento spicca un ipnotico focolare, 4 cornici concentriche e una coppella centrale, del diametro di 1 metro, destinata a contenere le offerte ai defunti. L'architettura a imitazione delle capanne, con tetto e focolare, intendeva assicurare ai defunti una vita ultraterrena in un ambiente familiare. La parete opposta all'ingresso mostra una falsa porta, anch'essa incorniciata e sormontata da triplici corna taurine estese per tutta la parete. Ai suoi lati è incisa un'altra coppia di corna. Questa ossessiva presenza, respirabile ovunque nella tomba, esprime la devozione verso il dio Toro, o della fertilità, fondamento della religione prenuragica. Sui lati, 2 portelli decorati e sopraelevati danno accesso alle celle destinate alla deposizione dei defunti, atto di simbolica restituzione dei corpi alla Dea Madre. Nel vano a sinistra vedrai una piccola nicchia ellittica. Gli ambienti sono lisci, spogli di ornamenti. Netto il contrasto tra la loro semplicità e i decori della cella principale. All'esterno dell'ipogeo, lungo il banco di roccia, sono scavate coppelle, vaschette e canalette che impedivano alle acque piovane di penetrare nella sepoltura. Vi lascio al mio video, sperando di fare cosa gradita. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace ed di iscrivervi al mio canale.
SPAC Sardinia Paranormal Archaeology Channel. Grazie.